Vi mostro un quadretto, vediamo se lo vediamo abbastanza bene, mi pare di sì, del Mansueti, la processione in Campo San Lio. A me piace proprio perché ci dà l'idea di questa Venezia che è un formicolio di gente, guardate, passin sull'Altana, gli rampicavi dappertutto, mentre si svolge il miracolo della reliquia della croce. E Venezia doveva dare ospitalità anche a tutti questi foresti, a questi passeggeri, e in questo telero, proprio qui nell'angolino, mi diverte tanto, è ingenuo questo telero, io lo rido sempre quando me lo guardo alle gallerie dell'Accademia. In questo angolino che vi sto indicando c'è un cartello appeso: casa da affittar, Ducati 5. Sì, era tutto un andiriviene, cioè affittar case a Venezia era un guadagno non indifferente. Se andate alle gallerie dell'Accademia, soffermatevi su sto angolino, casa da affittar, Ducati 5. Guardate che Ducati 5 gli era una bella cifra, Veronica Franco chiedeva 5 ducati per darvi un bacio. Per un completo, e non è giacca e pantaloni, invece sì, non è giacca. No, lo dico perché magari qualcuno adesso in periodo di svendite dice ah, giacca pantaloni. No. Allora Veronica Franco per un completo chiedeva Ducati 50. Insomma, però. Allora, quali erano i mezzi per arrivare alla salute pubblica? Pensate che modernità. Provate a riflettere, quello che facciamo noi oggi, adesso, ma Venezia lo faceva, rilevazioni demografiche, il controllo della mortalità e delle cause della mortalità, e poi avere sempre il polso della situazione, non solo in Venezia e nel territorio di Venezia, ma in tutta Europa, o con tutte quelle terre con le quali Venezia aveva dei rapporti commerciali e politici. E quindi la creazione di una rete internazionale di raccolta dati per individuare immediatamente le zone focolaio di infezione. Anche questo è un argomento che vedremo meglio venerdì prossimo. Vi faccio un esempio, ma gli argomenti potrebbero essere tanti, ma stasera procediamo per esempio. La miglior prevenzione, perché Venezia ha inventato la prevenzione delle epidemie, qual era? Il controllo sociale. Quali erano i veicoli soprattutto delle malattie? I poveri, i mendicanti, quelli che andavano, venivano, che non sapevi da dove arrivavano, dove andavano, che vivevano in promiscuità, nella sporcizia. E quindi il controllo è innanzitutto sui poveri. La figura del povero cambia nel passaggio dal profondo Medioevo al 1500. Nel Medioevo il povero, qua vi mostro la famosa carità di San Martino, il povero va sempre aiutato e Martino divide la sua clamide, il suo mantello a metà. Il povero è l'immagine di Cristo, è pauper Christi. Nel Cinquecento, dopo epidemie che avevano terrorizzato tutti quanti, innanzitutto la peste, ma anche la sifilide, ne parleremo fra poco, il tifo, il viandante, il pellegrino, il mendicante, che ha una provenienza misteriosa, che non sai, è visto come una minaccia di morte dalla quale bisogna difendersi. I poveri locali, quelli conosciuti, vanno aiutati. Ci sono le fraterne poveri che erano sotto il controllo dei parroci che individuavano il povero che andava aiutato a domicilio, e ospizi che erano nati per la carità privata, per la beneficenza di alcuni privati. Quindi quelli erano i veri bisognosi. La chiusura nei confronti degli altri era però nel Cinquecento totale, e quindi no ai vagabondi, no agli immigrati clandestini, perché non sai chi sono, non sai cosa si portano dietro. Sembrano discorsi dei nostri giorni, ma vedete che tutto il mondo è paese a quanto pare. No alle prostitute erranti, con tutte quelle che era a Venezia, a Fioi, ma erano sotto controllo, non quelle che ti arrivano e non sai da dove arrivano e cosa portano con sé.